voglio dire? Della sorpresa, della sorpresa. Entra cantando questa sorpresa, è una sorpresa che canta, va bene? Signore e signori, sorpresa, vai! Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria, oh che felicità. Rosamunda, se mi baci tu, Rosamunda non resisto più, tutte le coppie e poi ciampar, più non mi trovo a saltellare. Rosamunda, tu mi fai gioire, Rosamunda, tu mi fai stordire, sotto le stelle a cuore, è tanto bello il nostro amore. Rosamunda, tu sei la vita per me. Tutto il mio cuore è per te, nei tuoi baci c'è tanta felicità, più ti guardo e più mi piaci, Rosamunda. Rosamunda, Rosamunda, questa polca indiavolata, ogni coppia innamorata, fa danzare, fa cantare, se fa scossa ti sconquassa, bella mia non farti rossa, da me lasciati baciare e non mi dir di no. Rosamunda, se mi baci tu, Rosamunda non resisto più, tutte le coppie e poi champagne, più non mi trovo a saltellare. Rosamunda, tu mi fai gioire, Rosamunda, tu mi fai stordire, sotto le stelle a cuore, è tanto bello il nostro amore. Rosamunda, che la vita nel mondo. Rosamunda, tu sei la vita per me. Rosamunda, tutto il mio cuore è per te, nei tuoi baci c'è tanta felicità, più ti guardo e più mi piaci, Rosamunda, Rosamunda. Buonasera Alberto Stelli, che onore! Buonasera Allora, Alberto. Vieni vicino a me. allora, Alberto ed Eva sono i padrini artistici di questa trasmissione, di questa sera. Ecco, quindi sia da parte tua che da parte di Eva dopo, un augurio particolare alla nostra piccola Lucia, ma soprattutto cosa vogliamo dirgli come consiglio, sotto forma di consiglio, dai. Guarda che a questa età un po' in teoria è facile, potremmo dire di tutto e di più, però se poi la vita non la provi sulla tua pelle non impari mai. È come un po' andare a scuola, la maestra ti insegna magari la grammatica e poi nel corso della vita, e magari ti spiegheranno, se parliamo di ovviamente la maestra di italiano, però ci sono tante maestre che ognuno insegna, chi insegna storia, chi insegna geografia e così via. Però la vera scuola è quella che poi imparerai su te stessa, quella che provare per credere. Quindi lei sicuramente per l'età che ha, figurati, un po' la invidio, perché che darei per essere... Certo che la invidiamo tutti. Anzi, lei, nonostante la sua età, è una che ci sa fare, è furba, scaltra, e questo... E ha grinta, ecco, da vendere. Questa è una virtù molto importante. Quindi, cosa ti posso dire? Tutto quello che farai, questa è una cosa che è basilare, è importante restare se stessi, sempre con i piedi per terra, l'umiltà
è importante nella vita. Bisogna non sentirsi né superiori e né inferiori a nessuno. La competizione è importante, ci vuole perché ti dà stimolo, il fatto di dimostrare, di saper fare, però l'essere sicuri di se stessi non deve significare essere convinti, che è un'altra cosa. Bellissime parole dalla bocca di Alberto Selli, dopo ascolteremo